Crossover. La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera. Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio, un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto, sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze. Sulle strade di montagna e un'autostrada, sulle coste o sulla via di casa, viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Oggi apriamo alla musica di tradizione classico-melodica, la melodia napoletana e non solo. Sarà una puntata all'insegna del classico e del folklore, ma in ogni caso della musica. Tanti gli ospiti di oggi. Iniziamo subito in musica con un celebre brano interpretato da Mia Martini con Roberto Murolo, scritto dal grande Enzo Granagnello, Con me. Gira la musica crossover con gli indimenticabili Roberto Murolo, Mia Martini, Con me. Anna, tu hai iniziato grazie a un incontro con Roberto Murolo, non a caso abbiamo iniziato la puntata con me, una citazione importante nella tua vita. Che bello, e proprio per questo io ti voglio ringraziare, perché mi hai riportato indietro nel tempo, in quanto io conducevo un programma per bambini su una radio napoletana e dopo di me c'era un programma di classico napoletano e quindi praticamente io ho vissuto proprio la bella Napoli, i cantanti di Napoli e Roberto, un ricordo fantastico, mi mise la mano sulla spalla e mi disse: voglio un gè, ma tu parli napoletana? Al che io dissi: Roberto, per me è un po' difficoltoso, ti imparà. E da allora in poi, ecco qua, sono io, una Calemme che parla italiano, che parla napoletano, perché mi piace, perché ce l'ho dentro, nel cuore, nel sangue, siete tutti tutti napoletani. Sì. Lancio subito il brano perché qui a Crossover gira la musica, vero Max? Assolutamente. La musica ci domina e quindi lancio il primo brano di Anna Calemme. È un brano a Napoli non può più aspettare. Raccontaci di questo brano. Ragazzi, cosa dirvi? Questa canzone nasce da un progetto molto importante perché avevamo bisogno di far capire che Napoli non può più aspettare, tradotto, Napoli non può più aspettare. E praticamente grazie alla bravura del maestro Caiazzo e del maestro Coppola è nata questa canzone, una canzone che vuole essere un grido d'amore, come la sirena Partenope che incantava tutti coloro che attraversavano il mare, il fiume, l'acqua. Ecco, noi vogliamo incantare e perché no, questa canzone vuole essere un monito per portare avanti il discorso di quella napoletanità bella, di quella Napoli che c'è il sole, che c'è il cuore, che c'ha la passione. E dove si canta ancora, è sempre. Ancora. La città della musica. Ma che bello, ed io chiedo alla mia regista Filomena Vitagliano di lanciare subito e di partire con il brano Napoli non può più aspettare. Notte dopo mare, augura mare, ma facendo un presso c'è camera del mare, il rezzo pescatore ha una perda luce nel cuore, pure stelle da l'uomo che aspetta. Ognuna può cantare a sta nuova sole, Napoli non può più aspettare, ognuna può lasciare, ognuna può suonare, a sata chi stumare, non aspetta di mare, a sentire cantare. Puro sole in te vive, ci vuole stare. La casa ci accarezza a fine sera.
sta città, perché la storia nostra no, non può fornire. Ognuno può suonare, parla da chi stumana, non aspettare di mano, a sentire cantare. Ognuno può suonare, parla da chi stumana, non aspettare di mano, a sentire cantare. Crossover, la musica a 360 giri, giriamo le frequenze di Napoli oggi, siamo sulle frequenze napoletane e sono molto felice di questo perché Napoli porta allegria.